e ognuno di noi appunto interpreta l'oggetto che ci siamo dati, in modo assolutamente personale, no? Quindi con interventi più o meno materici, più o meno insomma anche importanti come e poi che cos'altro, insomma, o preziose, insomma, questo chiodo è bellissimo. Senti Robert, sì, ci stai facendo vivere un momento quasi da mercato delle pulce, sembra di stare, no? Sì. Ai mercati antichi, insomma, cosa sta succedendo? Cosa stai raccontando in questo momento? Sto raccontando un progetto che noi annualmente ripetiamo per dare forma, cioè, diciamo, bisognerebbe raccontare della tradizione che si chiama Arina Caput qui a Bitti. Il 31 dicembre, quindi la fine dell'anno, i bambini passano di casa in casa a chiedere un piccolo dono, insomma, ecco. Noi ormai sono tanti anni che anziché donare o frutta o dolcetti o altro, abbiamo deciso di fare un piccolo oggetto per l'occasione, quindi ogni anno cambia il soggetto, cambia l'interpretazione di questo soggetto e doniamo un piccolo oggetto in ceramica che realizziamo in un numero di 365 pezzi timbrati e numerati proprio per dare anche aggiungere valore all'oggetto che doniamo, quindi 365 pezzi come i giorni dell'anno, quindi ogni bambino o adulto che l'ultimo giorno dell'anno viene a visitarci riceve in dono questa piccola ceramica, che è un po' il nostro, è un progetto a cui dedichiamo l'ultima settimana dell'anno di lavoro praticamente, è un po' un modo per restituire alla comunità bittese, insomma, un segno di vicinanza, ecco, verso la comunità che viviamo, insomma. Il dolcetto, scherzetto, oggetto, che per te è un'ossessione fertile, caro Robert. Sì, perché per noi rappresenta anche un banco di prova per certi oggetti, nel senso che molti oggetti che negli anni abbiamo prodotto poi sono entrati un po' anche in produzione, nel senso che sono diventati oggetto anche di sperimentazione, no? Di sperimentazione anche cromatica, di intervento materico sull'oggetto, insomma, ecco. Allora, l'oggetto e la tradizione, siamo a Bitti, Robert, sì. Insomma, se vuoi raccontarci un po' la genesi, no, di questo luogo del pensiero. Terra Pintata è un luogo dove ci si incontra, dove tu muovi le mani, il pensiero, l'argilla. Come nasce e un po' il senso di questo tuo vostro percorso, perché questo è un laboratorio ed è un percorso anche di pensiero condiviso. Sì, Terra Pintata, il laboratorio Terra Pintata nasce nel 1996, nasce dall'unione di 3 figure che sono io, Robert, Simonetta e Giulia. In quegli anni avevamo appena finito tutti e 3 gli studi, insomma, il percorso di studi, Giulia in Scienze Politiche, io Simonetta all'Accademia delle Belle Arti, dopo aver fatto l'istituto d'arte, e quindi avevamo una formazione prettamente scolastica. Nel 96 si è presentata l'opportunità di aprire il laboratorio qui a Bitti, abbiamo preso in mano un locale di un nostro parente dove c'era un vecchio mulino che abbiamo risistemato e adattato al laboratorio, e da lì è iniziata un po' quella che noi diciamo, abbiamo sempre parlato di scommessa, no? Perché parlare di ceramica a Bitti, che è un luogo dove l'economia prevalente è agropastorale, di ceramica non se ne è mai parlato, insomma era una scommessa, perché non potevamo spendere il nome di Bitti a livello per esempio promozionale, no? Perché parlare di ceramica di Assemini è facile, di Siniscola ceramica di Siniscola è facile, ma parlare di ceramica di Bitti un po' questo creava un po', destabilizzava, no? Questo pensiero qua. Ovviamente siamo stati tenaci, insomma, caparbi, perché credevamo nel nostro progetto, abbiamo iniziato a produrre delle ceramiche, però che da subito abbiamo cercato di in qualche modo scostarci un po' da quello che la produzione ceramica sarda in quel periodo proponeva, forse anche un po' frutto dei nostri trascorsi scolastici, no? La nostra formazione, lo studio della storia dell'arte, del design, insomma questo ci ha consentito di
di dare ai nostri oggetti, di dargli dei caratteri, diciamo, un po' dove la ricerca formale, cromatica, un po' si discostava da quello che è tra virgolette, la tradizione, che metto fra doppie virgolette, triple virgolette, proponeva. Ma non per disdegnare il concetto di tradizione, ma in qualche modo per interpretare la tradizione, perché noi attingiamo a piene mani dalla cultura materiale sarda e noi veramente rubiamo dalla cultura materiale sarda, però prendiamo questo materiale e lo reinterpretiamo però con una sensibilità più contemporanea, no? Attualizziamo certi linguaggi formali, e quindi la Sardegna c'è tutta, però in mezzo c'è anche la storia del design internazionale dentro, ovviamente, quindi ci piace questa commistione, no? La nostra linea, diciamo, fra virgolette, di punta di oggetti, per esempio, l'abbiamo battezzata, l'abbiamo chiamata 70, proprio in omaggio a quel movimento di design, insomma, ma non solo di design, che negli anni 60-70 dominava. E noi siamo molto legati a quel periodo lì, a quel periodo storico, e quindi in qualche modo di quel periodo riprendiamo un po' l'asciuttezza formale, il contrasto di colori, il contrasto di forme, insomma, ecco, questo è il nostro modo di interpretare il lavoro del ceramista oggi. Mi interessa tornare un attimo al concetto primordiale, no? La ceramica Bitti, no? Una provocazione, destabilizzazione, un punto di rottura che è in ossimoro con la ceramica, però strettamente collegato a un'idea di comunità, di identità e di tradizione anche agropastorale, quello che tu stavi condividendo, no? Con gli viandanti all'inizio, no? Questo rituale dei bambini appartiene a un senso di comunità che si possa chiamare Bitti o si possa chiamare Campobasso. Sì, assolutamente, ma infatti noi il nostro lavoro all'inizio l'abbiamo proprio anche indirizzato in ambito didattico, nel senso che quando abbiamo aperto il laboratorio e la comunità, la gente di Bitti si approcciava a noi, si avvicinava a noi, aveva necessità anche di capire che tipo di lavoro fosse, quindi abbiamo in qualche modo anche educato le persone della comunità a questa nuova attività, avvicinandola anche a concetti, a discorsi che allora qui a Bitti non si toccavano, e quindi ci piace anche, e questo l'abbiamo anche voluto rimarcare anche nel laboratorio, no? Anche nel concetto del laboratorio, nel rapporto tra l'esterno e l'interno. Infatti non abbiamo filtri. Il laboratorio è aperto verso la strada con delle grandi finestre proprio che ci mettono in comunicazione, in relazione con la strada e quindi con la gente che passa, che frequenta quella strada, proprio perché ci fosse uno scambio anche visivo, no? E questo si rimarca anche all'interno del laboratorio, dove non ci sono separazioni tra la zona dove c'è l'esposizione e la zona dove c'è la lavorazione, quindi uno ci visita, chi entra nel laboratorio con noi scambia anche a livello visivo o ci può osservare mentre lavoriamo, e ci piace questo proprio per intessere una relazione, no? Non mi piace chiamarlo pubblico, con le persone che ci avvicinano, insomma, ecco. Qual è il tipo di elaborazione fra voi tre, no? L'alchimia, il pensiero condiviso, la costruzione, lo scarto, i colori, il manufatto, come avviene, no? Com'è il percorso? Questa è una domanda molto difficile, perché se a livello, diciamo, operativo è semplice rispondere, perché ognuno di noi in qualche modo ha delle mansioni ben definite che nel corso degli anni si sono definite ancora meglio, perché ognuno ha sviluppato una propria, diciamo, capacità in un determinato ambito, no? Chi lavora al tornio, chi rifinisce, chi smalta, e quello è facile, individuare le varie competenze, anche se tutti siamo in grado di fare tutto.
È più difficile invece spiegare in che modo queste 3 prefigure danno vita ad un ragionamento che poi porta alla realizzazione di un oggetto, perché veramente delle volte l'idea nasce da uno che poi viene modificata dall'altro. Io mi definisco, siamo molto cerebrali, nel senso che parliamo veramente tanto, ragioniamo tanto, anche prima di arrivare alla definizione di un oggetto. Prima di arrivare alla definizione di un oggetto c'è molta elaborazione anche intellettuale, no? Dove ci mettiamo dentro tutto, i film che abbiamo visto, il libro che uno ha letto, che commenta con il prossimo, con l'altro, e quindi ecco, noi i nostri oggetti li riempiamo anche. Questo ci serve anche per dare ai nostri oggetti quel carattere, diciamo, di dare sostanza, ecco. Anche il nostro più piccolo oggetto racconta tanto, no? Non so, ti posso fare parlando di un piccolissimo oggetto come questo, che è un portacandela. Apparentemente semplice, però lo descrivo, è un piccolo cubo che ha un foro centrale dove si posa la candela. La candela si posa in queste protuberanze. Queste protuberanze poi sono date dalla pressione nei fianchi, no? E quindi l'estrusione comporta questa protuberanza. Però è una croce, questo potevamo farlo con qualsiasi forma, no? Un cerchio, una cosa, però abbiamo scelto la croce perché per aggiungere sacralità al concetto di luce, no? Cioè la luce, appunto, in questo caso è sacra, è ancora più sacra perché è rimarcata da questo. Se poi tu svolgi questo cubo ottieni la pianta di una chiesa, ma non c'è un riferimento ovviamente religioso, perlomeno religioso in senso non legato alla religione, ma legato alla sacralità del luogo, no? Che in qualche modo poi si trasmette. Ecco, il signor G dice un gran bisogno, no? Del senso religioso, ma non di religione, come abbiamo condiviso ieri sera, in qualche modo. Però quello che tu racconti mi conforta, perché al di là del bla bla bla, delle elucubrazioni mentali, poi questa capacità di trasformare e portare tutto alla sacralità, che è anche semplicità e anche essenzialità, e questa evoluzione della materia, no? Attraverso prima il pensiero, poi l'impasto delle mani e tanta roba, poi esce fuori una cosa che è sacro perché è essenziale, perché è semplice. Adesso non sempre tutto questo emerge, no? Chiaro. Però secondo noi, e noi non sempre raccontiamo gli oggetti in questo modo, perché preferiamo che comunque, siamo convinti che comunque l'empatia, cioè, o quello che si crea tra un osservatore e l'oggetto, siamo convinti che l'oggetto poi trasmetta, no? Queste sensazioni, ma che magari non sono immediatamente leggibili a livello, diciamo, di percezione immediata, però secondo me lavora su strati della trasmissione verso l'osservatore, su strati un po' più profondi, insomma. Ecco, delle volte non ci rendiamo conto, delle volte ci diciamo sì, quell'oggetto mi piace, ma perché mi piace? Non te lo sai neanche spiegare, però c'è qualcosa che quell'oggetto ti trasmette, no? E quindi quindi anche l'oggetto più semplice ci piace caricarlo di questi significati qua, anzi nasce con questi significati. A distanza di così tanti anni il senso è il traslare anche terra pintata, no? Magari anche da un punto di vista etimologico, lo raccontiamo a chi ci ascolta, ma per voi il senso è rimasto ancora, è vivo, è fertile, diciamo. Assolutamente, anzi sempre di più. Tutti questi pensieri si sono poi anche più delineati, nel tempo si sono delineati ancora di più, anche perché siamo cresciuti noi, no? E quindi il crescere della bottega va di pari passo con la nostra crescita come persone. E quindi io adesso, guardando indietro, mi rendo conto anche di quanto siamo cambiati e di quanto siamo cresciuti, insomma, ecco. E quindi mi piace pensare anche che
Ecco, forse anche in questo senso il nostro non è un lavoro alienante, poi il fatto anche di trasformare la materia, questo ti dà una libertà, questo senso di libertà che è impagabile forse, no? Perché nel senso che ti rendi conto che riuscire a creare con le mani, dare forma a qualcosa, non so, forse è equivalente a uno scrittore che con le parole prende le parole e riesce a metterle insieme e creare un testo, ecco, chi è autore di un qualcosa ha questa, come dire, è un tramite, un ponte anche, no, di un pensiero, esatto, costruisce mosaici di pensieri, insomma. Terra pintata perché traduce anche per coloro che... Terra pintata molto semplice, insomma, la terra pintata, e quindi terra dipinta, perché comunque la ceramica non è altro che terra, fango, terra, che poi dipingi e concludi con la pittura, insomma, e concludi il ciclo di lavorazione, no? Quindi con questi due, della ceramica, quindi con queste due parole abbiamo riassunto in qualche modo quello che è l'origine della materia che noi utilizziamo e il compimento. In Bittese sarebbe stato terra pintata, perché il bittese ha una pronuncia molto più dura, no? Ci piaceva il campidanese, la versione campidanese pintata, che è molto più dolce, molto più abbiamo ritenuto più interessante, no? Anche a livello fonetico, no? Terra pintata suonava meglio, ecco. Senti, mentre Simonetta, no, continua ad accogliere, insomma, ad abbracciare la comunità viandante che è qui in laboratorio, se hai voglia di portarmi al piano superiore, così da quel piano ci puoi raccontare meglio dove siamo, cominciando a raccontare il luogo dove eravamo, lo guardiamo dall'alto e poi man mano ci racconti un po', ecco, la stratificazione di questo vostro laboratorio. Lì sotto cosa c'è, dove eravamo, Robert? Sì, noi ci trovavamo al piano terra di questo locale, che è un locale molto grande, che ospitava un vecchio mulino di nostro zio, un mulino dove macinavano il grano, che noi abbiamo ereditato e quando abbiamo messo sul laboratorio, abbiamo trasformato e adeguato, come dicevo, al laboratorio di ceramica, conservando però alcuni tratti caratteristici di questo locale, no? Quindi che è la doppia altezza, quindi chi entra nel nostro locale ha questo senso nel nostro laboratorio ha questo senso di apertura, perché non ci sono separazioni visive tra i vari ambienti. Adesso ci troviamo in una passerella aerea da dove si può dominare, proprio si coglie, insomma, tutto il laboratorio anche nel suo disordine, insomma, no? Noi in questo spazio qui dove ci troviamo... Perché l'ordine e la disciplina a noi un poco si confà, caro Robert. In qualche modo... quando c'è che diceva ovviamente il cercare, no, è bello cercare di, non dico aggirare l'ordine e la disciplina, ma è bello il momento in cui cerchi strade alternative, proprio il momento della ricerca è il momento forse più bello, no? Questo continuo ricercare, insomma. E noi qui adesso ci troviamo nella parte del soppalco dove esponiamo gli oggetti, diciamo, finiti, le opere finite. Questo spazio soprattutto lo dedichiamo alle opere di una certa dimensione, quindi finisci il concetto, poi una curiosità, vai. Sì, no, appunto, perché lo spazio ci consente, qui dove siamo, di esporre oggetti di una certa, opere di una certa, anche grandi, no, a livello dimensionale, una certa portata, no? Sì, di concetto e di dimensione, sì, perché una cosa che abbiamo cercato di fare sempre durante la nostra attività è quello di superare il concetto del posacenere, no? Perché quando si pensa al lavoro del ceramista si pensa sempre a chi produce dei piccoli oggetti, suppellettili. Noi abbiamo cercato di superare anche questo concetto, questo limite, lavorando anche su opere dimensionalmente grandi, diciamo, quindi portare la ceramica anche ad occupare spazi importanti, ecco.
La voce, tu mi insegni, no? Dà comunque immagini, insomma, però è ovvio che chi ci ascolta, no? È difficile in questo momento raccontare un po' le opere, però magari un po' l'essenza, no? La materia, no? Quindi la terra, che rapporto hai con la terra, da dove arriva, i colori, che colori usate, da dove arrivano, come li elaborate, come li alchemizzate. Sì. Noi usiamo appunto argilla, noi usiamo argille, impasti di argilla di diversa provenienza, che scegliamo in base a quello che dobbiamo realizzare, scegliamo il tipo di impasto più adatto, che non è sardo, ma ci approvvigioniamo dal continente, ma anche dall'estero, insomma dalla Germania, dalla Spagna, impasti francesi, oppure dalla Toscana. Questo anche per una questione non siamo in grado di essere autonomi nella produzione, nell'uso di materie prime sarde, per questioni sia tecniche che anche logistiche, e quindi di volta in volta scegliamo l'impasto di argilla più adatto a quello che dobbiamo realizzare. La Sardegna è ricca di materie prime, però queste materie prime poi le devi lavorare, le devi raffinare, e ci vogliono insomma impianti che noi non ci possiamo permettere, e quindi ecco, non possiamo sfruttare la materia sarda. Però ci dispiace da un certo punto di vista, ma non siamo così come dire dogmatici in questo, no? Pensiamo che sia più importante che uno scelga le materie da lavorare indipendentemente da dove arrivi. Noi non siamo per il miscuglio, siamo per la commistione anche di... Il meticciato e l'alchimia. Ma sì, certo, perché all'ente ti puoi fregiare del fatto che usi solo materie sarde a chilometro zero, posso essere anche d'accordo su questo discorso, però questo non può essere un limite per l'espressività di ciascuno, insomma, ecco. Quindi... D'altronde io sto parlando con un bitti, ma morfologicamente o somaticamente potrei dirti che tu mi ricordi un afgano, sì, o un magrebino, insomma, in qualche modo, no? Certo, con un nome americano. È appunto il famoso miscuglio, insomma, no? Abbattiamo i confini, le reti geografiche, etniche, bla bla bla. Allora, bitti, è inevitabile, no? Uno dice bitti e quindi subito si evoca, no? La straordinaria evocazione del progetto, no? Antico e contemporaneo del canto a tenores. Qual è la tua sensazione, qual è il tuo rapporto? Anche perché poi avete anche voi sviluppato un concetto artistico su questo, no? Su questo totem che avete cercato di smontare un po' e renderlo umano e accessibile sotto altri aspetti anche. Lì, sì. Ma noi, appunto, come dicevo prima, noi con la tradizione in tutti i suoi aspetti abbiamo un rapporto ottimo, prima di tutto di rispetto, e poi viviamo da persone che vivono la contemporaneità, viviamo questi aspetti della tradizione sia materiale, appunto, ma oppure del canto tenore, in modo assolutamente moderno, anzi vediamo la modernità, ci piace molto la commistione, no, tra questa espressione arcaica, così arcaica e poi così contemporanea. E noi abbiamo avuto a che fare qualche anno fa con il tenore perché l'amministrazione ci ha commissionato un'opera da posizionare all'ingresso del paese dove omaggiare il canto a tenore, il tenore. E anche lì abbiamo cercato di scardinare un po' quelli che sono i concetti o stereotipi che identificavano il canto a tenore, quindi abbiamo cercato di evitare prima di tutto qualsiasi figurazione, per cui nella nostra opera non si riconoscono, non ci sono figure, le 4 canoniche, insomma, figure che compongono il tenore, ma noi più che altro il nostro ragionamento è incentrato più che altro non tanto nell'omaggiare i tenores in quanto cantori, ma omaggiare più che altro la comunità all'interno della quale si è sviluppato il canto a tenore.
Quindi nel nostro lavoro è presente questa selva di stele in acciaio che sorreggono, che non sono delle stele, sono delle lastre che non sono mutte, ma portano incise dei simboli legati alla comunità agropastorale, perché il canto a tenore si è sviluppato in una comunità agropastorale, questo non bisogna dimenticarselo. Però tutte queste stele sorreggono 4 macigni in ceramica, no? Quindi 4 come sono i tenores, e noi i tenores li abbiamo simboleggiati sotto forma di masso, perché gli elementi che comunque che connaturano anche il nostro paesaggio è la pietra, no? Però questa pietra, questo materiale pesante che abbiamo messo in contrapposizione invece con l'aspetto etereo del suono, perché il suono è immateriale poi, no? Come fai a rendere come fai a la nostra sfida era come fare a concettualizzare un qualcosa, un concetto immateriale e dargli forma con la materia. Allora abbiamo pensato al sasso, quindi 4 sassi che abbiamo posizionato però in alto, quindi levitano, e però non levitano solo, sotto c'è una selva, appunto una foresta che rappresenta la comunità, no? Che regge e sorregge questi 4 elementi, insomma, dandogli sostegno fisico, ma anche concettuale, insomma, ecco. D'altronde, e qui cito il buon maestro Pinuccio Sciola, sperando che ti faccia piacere, che insomma lui definiva la pietra, per quanto muta e immobile, no? Ovviamente portatrice di suoni millenari, quindi in questo caso insomma il tuo ragionamento, come dire, fila. Senti, siamo in un luogo che oserei definire anche, come dire, un po' il cuore pulsante, no? Sia dal punto di vista della bellezza estetica, della memoria, ma anche di quello che è, no, la tua elaborazione, la vostra elaborazione dell'arte, del pensiero e quindi della terra, della ceramica. Intanto questa è la struttura del vecchio mulino, no? Tu ci raccontavi Bitti e il grano. Sì, a Bitti fino a un po' di decenni fa erano attivi diversi mulini, perché c'era la produzione, era molto forte la produzione del pane carasattu, che veniva fatto con la farina spesso macinata dal grano locale, insomma, e quindi si è sviluppata questa economia molto interessante, che poi è caduta in disuso. Noi nel recuperare il mulino però abbiamo conservato, nel recuperare il locale abbiamo conservato la memoria, ci piaceva conservare la memoria di questo, perché c'è molta similitudine poi tra il lavoro della ceramica e il lavoro della panificazione, no? Se ci pensi. Il pane lo ottieni impastando l'acqua con la farina, l'argilla la ottieni impastando la terra con l'acqua, insomma, e tutti e due sono modellati, tutti e due sono cotti, uno poi è destinato ad essere consumato, l'altro no. Uno è commestibile, l'altro no. Però ci piaceva questa commissione, quindi abbiamo conservato anche delle macchine che noi poi abbiamo adattato, insomma, a moduli espositivi, e in particolare questo dove vediamo, insomma, era il settaccio, insomma, molto interessante. Su questo elemento abbiamo voluto esporre i pezzi che sono il frutto della conservazione, insomma, non so come spiegarlo. Dopo l'alluvione del 2020, sono questi pezzi che hanno subito ben 2 alluvioni, 2013 e 2020. Dopo l'ultima alluvione però abbiamo deciso questi pezzi di non toccarli, nel senso che, a differenza della prima alluvione, che avevamo ripulito gli oggetti riportandoli alla loro, diciamo, bellezza, insomma, o superficie linda e pulita dell'origine, dopo la seconda alluvione abbiamo deciso che non potevamo rifare quell'operazione di pulizia, anzi ci siamo imposti di conservare le tracce che l'alluvione ha lasciato su di loro, perché avevo necessità di un po' di metabolizzare questo ennesimo, insomma, evento, no? Che ci ha un po' destabilizzato. Dovevamo capire in che modo interpretare questo, e allora abbiamo detto: ma se l'oggetto è frutto dell'artificio, no? Dell'artificio umano, l'oggetto è frutto dell'artificio, in che modo adesso la natura si è sovrapposta all'intervento dell'uomo? Che cosa ne è venuto fuori? Ne è venuto fuori che la natura, questo evento,
non ha cambiato volto, ha aggiunto. Quindi la natura ha in qualche modo contribuito, ci piace pensare e dire che la natura ha contribuito a creare quell'opera lì, no? Non ha distrutto, e quindi abbiamo un po' ribaltato il punto di vista. Da questo ragionamento ne è venuta fuori una mostra che abbiamo chiamato A Battaglia Finita. Abbiamo chiamato la curatrice Chiara Manca nella sua galleria a Nuoro, ha realizzato questa mostra che ha chiamato A Battaglia Finita, perché il ragionamento era: a battaglia finita, no? Quando l'acqua scende, che va via, che cosa rimane? Rimane il fango, e da questo fango però possono venire fuori, insomma, dei ragionamenti, dei concetti molto interessanti, non necessariamente distruttivi. A noi è servito perché questo sarà rappresentato veramente per noi il punto di ripartenza, no? Perché dopo la ripartenza di un evento calamitoso ridipingi tutto, ti pulisci, ti lavi, eccetera, eccetera, però è qualcosa di più profondo, no? Che ti lascia, la cicatrice che lascia un evento di quel genere è qualcosa di più profondo della sporcizia che lascia, e quindi per noi questo momento, ecco, aver metabolizzato e interpretato questo evento in questo modo, ecco, per noi è rappresentato questo, insomma, la ripartenza. Senti, insomma, sei un provocatore, no? Un predestinato, acqua e farina, terra e acqua, no? Si riparte sempre dalla povertà, dal disagio, che poi l'uomo ha necessità di trasformare. La natura lo fa, l'individuo, no, Robert, in questo caso con Simonetta e Giulia, gli individui in questo caso, e i pensatori, no, necessariamente si trovano in un ragionamento potente, no? Cui appunto terra e acqua, per quello che è successo a Bitti e per come, a prescindere, voi avete conservato ma avete anche trasformato, no? Un pensiero da disastro a disagio a opportunità, no? Di pensiero artistico, ma anche di accoglienza e di vita, di scegliere di stare in un posto. Esatto, sì, quello per noi quello è importante, insomma, anche quello è un ragionamento che abbiamo fatto, no? Perché uno dice: che cosa fai? Cioè, l'aver scelto di stare in questa in questo paese piccolo, insomma, ecco, è stata veramente una scelta di vita, ecco, perché all'inizio, da giovane in poi, questo ha comportato dei sacrifici, no? Anche a livello mentale, insomma, accettare di vivere in una comunità, perché da giovane uno pensa, è più proiettato forse verso la metropoli, no? Noi invece avevamo scelto Bitti, poi con la maturità capisci che quella scelta era veramente la scelta giusta. Oggi apprezziamo del vivere in una piccola comunità tutti gli aspetti positivi del rapporto con le persone, molto più non so, senza filtri, molto più naturale, se vogliamo, no? E abbiamo deciso di rimanere a Bitti e di conservare l'attività a Bitti, nonostante ci troviamo in una situazione anche, abbiamo scoperto, delicata, perché per ben 2 volte il laboratorio è stato invaso dal fango e ci hanno chiesto: ma avete intenzione di rimanere ancora qui? Non pensate di spostarvi da qualche parte? Per noi, per esempio, è impensabile spostarci, non so, in una zona, per dire, una zona artigianale, una zona industriale, in un luogo sicuro, perché per come interpretiamo noi il nostro lavoro non possiamo prescindere dal rapporto con la comunità. Cioè, per noi abbiamo bisogno, il nostro lavoro si nutre dello scambio continuo, quotidiano con le persone. Per esempio, io non mi ci vedrei chiuso all'interno di una fabbrichetta a produrre ceramica, non avrebbe senso, preferisco cambiare mestiere, insomma. Siamo sul terzo livello di questo luogo del pensiero, raccontaci un po' dove siamo. Qui siamo nel terzo livello, dove c'è un grande spazio che noi dedichiamo sia alla produzione, però dedichiamo anche al magazzino, al conservare determinate cose, prototipi, insomma un po' rifugio, un pegatorum anche di tante cose. È un luogo noi riteniamo molto bello perché è luminoso, è ampio, mi piace pensare che senza questi spazi noi non avremmo, per esempio, potuto neanche concepire certe opere, perché lo spazio angusto non ti consente, secondo me, di ragionare in grande. Per cui quando abbiamo
deciso di creare qui il nostro laboratorio, per noi era importante creare un luogo di lavoro che fosse prima di tutto confortevole, però che desse spazio anche all'occhio di poter vagare, di poterci muovere, perché questo ti consente, cioè lo star bene in un luogo ti consente anche di pensare bene. Non so come spiegarlo, io non mi vedrei, cioè certe opere che abbiamo visto giù veramente non l'avremmo potuta realizzare se non in questi spazi. È anche un'apertura, una dilatazione del pensiero, dello sguardo, assolutamente, no? sì, lo spazio in qualche modo ti influenza in questo, sì, fa vagare meglio il pensiero, sì, sicuramente. Io vorrei carpire fra un po' anche una riflessione, no, della bambina Simonetta. Ci avviamo in conclusione, però tornando no, allo strato inferiore, io ho carpito, insomma, adesso a battaglia finita già mi verrebbe da dire che in qualche modo Fabrizio, il poeta cantore, è passato da questa parte dentro la vostra anima, ma qui ci sono segni e tracce di poeti, di musicisti, cantori, insomma c'è un mondo là fuori che avete portato da un punto di vista letterario e artistico e l'avete trasformato. Beh, appunto, sì, come dicevo prima, le nostre, quello che noi facciamo è comunque filtrato da quello che noi ascoltiamo, quello che noi vediamo, quello che noi leggiamo, ma necessariamente, cioè, anzi ricerchiamo questo, quasi sempre. Questo si riflette anche nei nomi che diamo agli oggetti, negli scritti che accompagnano i nostri oggetti. Quasi sempre quando pensiamo ad un oggetto pensiamo anche alla sua possibile colonna sonora di quell'oggetto, che non serve a niente, è una cosa solo nostra, però è un qualcosa che serve anche per come dire, per dare senso al nostro lavoro, perché veramente non avrebbe senso produrre tanto per produrre, cioè non avrebbe senso, perché quello ti serve per guadagnarti il pane, quel ragionamento lì, no? Produrre tanto per produrre, però noi vogliamo qualcosa in più, ma per noi stessi, non è detto che noi lo vogliamo o lo debbano condividere tutti gli altri, è che serve a noi riempire il nostro lavoro, la nostra quotidianità di tutto, dalla musica alla letteratura, al cinema, allo scambio con la signora che mai viene qui per farsi aggiustare una tazzina e ti racconta un aneddoto della sua vita. Ecco, tutto questo, che sono cose magari possono sembrare spicciole, no? Invece non lo sono, insomma. Qualcuno che vi porta le uova, un caffè, un dolce, insomma, il senso della comunità. Esattamente. Poi è bello che tu dici per comprare il pane, no? Che in questa vita, in questo mondo sottosopra, siamo partiti dal concetto che il pane lo si faceva in casa, adesso bisogna lavorare per comprarsi il pane, ma anche questo ci sta nel percorso. Io provo a tornare giù, sulla cattiva strada, per vedere Simonetta se riesce a dirci qualcosa. Andiamo giù. Senti, ho fatto 3 piani con Robert, quindi bla 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 bla. Ci può dire Simonetta proprio in 2 parole che cos'è questo luogo? Ma ovviamente per te, Simonetta. Cos'è questo luogo? Il bla bla di Robert te l'ha raccontato benissimo, e anche per me e per Giulia vale lo stesso discorso. Insomma, è un luogo di lavoro, è un luogo di vita, praticamente passiamo tutta la giornata qua dentro e qui accade un po' di tutto, dalle chiacchiere al lavoro. Tu ci hai portato i dolci, il caffè? Il caffè, certo, i regalini, e per noi è stato un piacere accogliervi qua e ospitarvi. Che colore useresti dopo una giornata così, un incontro così, e la serata di ieri con la quale abbiamo condiviso, no? Alcune riflessioni del signor G e di Sandro Luporini? Che colore?
Il viola del palco. Il viola del palco, che ha confutato e che ha smontato l'altro totem di cui parlavamo con Robert. Sì. Grazie Simonetta. Prego. Grazie. Allora Robert, io ti ringrazio per questa accoglienza speciale e appunto ieri sera abbiamo un po' riascoltato, no? Il signor G che in qualche modo diceva stare in un luogo dove ci sia una morale, che per un bimbo voglia dire frequentare un luogo, no? Dove possa incontrare naturalmente, senza un modello, ma possa incontrare il giusto e il bello. Credo che un po' questa filosofia vi appartenga, Robert. Sì, la condividiamo in pieno, assolutamente, perché rappresenta appunto quell'elemento anche di libertà, no? Del pensiero di ciascuno, no? Quello di non inseguire modelli, ma anzi di cercare il tuo, no? La tua strada, insomma, questo, sì. Una curiosità, che rapporto hai con le tue mani? Non so, che solo terra o creme, unguenti, insomma, no, non le guardi, non le tratto benissimo, diciamo, le maltratto, anzi non le tratto bene, ho un rapporto insomma molto, sì, sono strumenti ai quali forse dovrei dare un pochettino più di cura, no? Però sì, non so, belle sono. Ti rendi conto della loro importanza quando ti fai male, insomma, questo ti impedisce di fare certe cose, sì. Però sì, dovrei cercare un po' di preservarle un po', insomma, però non so che mani sono le mie. Beh, le mani e la farina, le mani e l'acqua, le mani e l'argilla raccontano storie. Mi farebbe piacere la prossima volta trovarti con con una sigaretta d'argilla. Grazie Robert. Bene, grazie tanto a te. Il luogo del pensiero, un buon ascolto, un abbraccio a tutte e tutti.